Se cortesemente prendiamo posto, grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa importante cerimonia annuale di consegna delle stelle al merito sportivo, le palme al merito tecnico e le medaglie al valore atletico. È davvero una grande occasione e circostanza per ancora una volta tastare il polso del grande valore sportivo della nostra regione, che come sempre si contraddistingue per i risultati sportivi, ma anche per il grande lavoro che sta dietro a ogni risultato, che è appunto quello derivante dalle nostre società sportive, dai nostri atleti, dai nostri tecnici, dai nostri dirigenti. Quindi questo vuole essere davvero come sempre un momento di festa proprio per tutto il mondo sportivo. Salutiamo che l'assessore Cristiano Corazzari è arrivato proprio in questo istante e si aggiunge alle nostre autorità che adesso andiamo naturalmente a presentare, perché è il momento dei saluti e noi vorremmo iniziare proprio da coloro che ci ospitano in questa occasione, in questa circostanza, vale a dire la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, e per cui invito a portare il saluto a Nicola Baldo, componente Giunta Camera di Commercio. Buongiorno a tutti, e ho il piacere di portare il saluto del nostro Presidente Giuseppe Riello e di tutta la Giunta. Innanzitutto devo ringraziare tutti voi per aver scelto questa location che molto volentieri la Camera di Commercio ha concesso per questa vostra grande manifestazione. Cerco di, come si dice, di fare l'oratore perfetto, cioè di salutarvi, sparire subito, lasciare la parola agli altri in modo di non stufarvi con inutili cose. La cosa più importante è appunto il ringraziamento che vogliamo noi come Camera di Commercio a tutti voi per quello che il CONI fa, per quello che il CONI ha fatto e per quello che tutti gli sportivi legati al CONI continuano a fare per tutti quanti. Grazie mille e arrivederci. Grazie alla Camera di Commercio, che sostanzialmente rappresenta quel mondo economico che con grande impegno ed dedizione e passione sostiene anche lo sport, e quindi un grazie anche a tutte le aziende che credono nello sport, investono nello sport e affiancano le nostre società sportive, i nostri atleti per l'attività sportiva. Siamo a Verona e quindi mi pare doveroso il saluto da parte del signor Sindaco Federico Sboarina. Buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra città. Devo dire che anch'io ringrazio la Camera di Commercio per l'ospitalità che oggi concede a tutti noi all'interno di questa sala, che tra l'altro, come vedete, da pochi mesi, possiamo dire in termini di mesi, che è stata finita, e quindi anche noi la utilizziamo spesso perché è oggettivamente una location molto bella, oltre che molto, molto comoda per chi arriva da fuori città. E tra l'altro mi è piaciuto anche che, appunto, come sottolineavi poc'anzi, il fatto di fare queste consegne, queste benemerenze, il mondo dello sport che incontra o addirittura entra all'interno del mondo economico veronese, un mondo economico di cui lo sport ha evidentemente necessità per poter crescere. Quindi un connubio che è molto bello e molto interessante. Tra l'altro io oggi sono qui nelle vesti di sindaco, è qui presente anche Filippo Rando che è assessore allo sport, ma devo dire che nella mia vita degli ultimi anni sono stato vicinissimo al mondo dello sport, perché ho fatto l'assessore allo sport per 5 anni, successivamente per 4 anni sono stato fiduciario per la città di Verona del CONI, sotto l'egida, la guida, la sapiente guida di Stefano Agnesato e ovviamente col presidente Bardella a livello regionale, e quindi per me è stata un'esperienza bellissima anche quella di vivere il mondo dello sport non solo da sportivo, non solo da pubblico amministratore, ma anche da parte integrante della grande famiglia del CONI. Quindi è un piacere ulteriore quello di poter ospitare oggi questa cerimonia all'interno della nostra città, e ovviamente un plauso a tutti quegli atleti che si sono guadagnati sul campo, come si dice in questi casi, le benemerenze che oggi verranno loro consegnate. Quindi
chiudo qua anch'io perché io sono un oratore quasi perfetto, quindi sono andato un po' più lungo rispetto a te, ma chiudo veramente con i ringraziamenti anche e soprattutto a tutto quel mondo dello sport che magari si vede meno, a tutto quel mondo dello sport grazie al quale lo sport va avanti e grazie al quale tra l'altro la nostra regione può fregiarsi, e saluto anche l'assessore Corazzari che è appena arrivato, può fregiarsi di essere una delle regioni più importanti, la più importante, una delle più importanti a livello del nostro panorama nazionale, non tanto e non solo per le eccellenze, quindi per i grandi campioni. Quindi abbiamo uno tra tutti, farei un grande applauso a Sara Simeoni perché vuol dire è una nostra concittadina ed è proprio il simbolo e l'esemplificazione di come la nostra città, in questo caso, ma il nostro territorio, il Veneto, abbia dato dei grandissimi campioni al mondo dello sport. Ma anche, e chiudo veramente, è una regione in cui lo sport di base, lo sport diffuso è un movimento fondamentale e importante e grazie a tanti educatori e tanti formatori viene permesso a tanti bambini, a tante bambine, a tanti ragazzi e a tante ragazze semplicemente di divertirsi facendo sport. Buona giornata ancora a tutti. Grazie Sindaco, non dimentichiamo poi che Verona tra pochi giorni sarà davvero al centro non solo d'Italia ma del mondo, perché il 2 giugno saremo con il grande arrivo del 102esimo Giro d'Italia, quindi sarà una circostanza assolutamente straordinaria e unica al mondo e ci auguriamo oltretutto per quello che potrà essere anche la candidatura di Milano Cortina, perché ormai svelate le carte si sa che la cerimonia di chiusura dovrebbe poi tenersi in arena, quindi incrociamo le dita e sosteniamo fortemente queste nostre candidature della città di Verona. Direi che è arrivato il momento proprio di parlavamo del Veneto, se non altro perché abbiamo già presentato, il sindaco mi ha anticipato nel presentare una delle nostre testimonial, Sara Simeoni, alla quale farei un altro calorosissimo applauso che è a fianco a un giovanissimo campione, perché fresco del titolo di campione europeo di pugilato, Luca Rigoldi. Luca Rigoldi che rappresenta anche un qualcosa di straordinario nel mondo dello sport e in particolare del pugilato, perché svolge soprattutto una fortissima attività a favore dei giovani nella palestra con l'utilizzo proprio dello sport del pugilato come momento educativo, come momento di crescita dei giovani e soprattutto anche per contrastare quelli che sono naturalmente i fenomeni del bullismo. Quindi un grazie davvero a Luca Rigoldi di essere quest'oggi con noi, perché eccelle anche, oltre che dal punto di vista agonistico, anche per questo impegno dal punto di vista del sociale. Assessore Corazzari, una regione che brilla d'oro, d'argento, di bronzo, di tutte le medaglie che abbiamo, perché siamo davvero i numeri uno, che le dica la Lombardia, al Lazio, quello che vogliono, siamo sempre i numeri uno. Grazie, buonasera a tutti. Chi lo dice ha assolutamente il polso della situazione, conosce bene il mondo dello sport, ma lo dicono i numeri: 560.000 atleti tesserati, oltre 120.000 volontari che lavorano nel mondo dello sport con la loro passione, la loro determinazione e permettono di far sì che ci sia una foresta che cresce, non solo, che porta ai grandi risultati dei grandi atleti a livello olimpico, a livello internazionale, ma che crea una rete insostituibile nel nostro territorio. Ormai lo sport è diventato un punto di riferimento a 360 gradi per le nostre comunità. Perciò anche chi non è uno sportivo come me, che vedete, però deve essere grato e vicino al mondo dello sport, perché quello che fa lo sport è creare comunità e dare un punto di riferimento importante per i nostri giovani, per le nostre famiglie, far sì che i genitori sappiano in che mani sono affidati i loro figli e possano crescere secondo dei valori che sono valori condivisi e positivi, che sono i valori dello sport. Su questo come Regione Veneto abbiamo voluto lavorare insieme, in stretta collaborazione con il CONI, che devo ringraziare veramente, perché con la carta etica dello sport, con le iniziative che facciamo quotidianamente, promuoviamo la cultura dello sport, che deve diventare sempre di più la cultura della nostra comunità. Lo dobbiamo fare insieme e dobbiamo ringraziare
non solo gli atleti, ma tutto quel mondo che vive e lavora intorno allo sport e di cui il CONI è un portatore assolutamente di immagine, di interesse che noi rispettiamo e con il quale lavoriamo quotidianamente. Le tante federazioni che ci sono, i tanti atleti che ci sono e i tanti volontari che ci sono, queste sono la nostra forza e la nostra rete, è la nostra squadra, e il Veneto giustamente a livello pro capite è forse la regione più forte d'Italia. Ne siamo orgogliosi, ma soprattutto vi siamo grati per quello che fate quotidianamente sul territorio, nel silenzio, con il vostro lavoro. Quindi grazie veramente, noi saremo al vostro fianco. Grazie, l'assessore Corazzari ha parlato proprio dell'impegno della Regione. Domani in Consiglio regionale passa la legge sulla legge trionale dell'impegno dello sport da parte della Regione, e direi Gianfranco Bardelle di portare il saluto del CONI, visto che abbiamo capito quello che è l'accordo, l'intesa con la Regione del Veneto in questo momento importante per lo sport veneto. Buonasera a tutti. È un momento molto emozionante per un dirigente sportivo, perché è la festa dello sport della nostra regione, è il momento più importante, e quest'anno abbiamo battuto ogni record perché abbiamo 67 premiati medaglie d'oro e d'argento, ed è un numero veramente importante, e d'altronde siamo una regione in cui lo sport è uno sport di base, uno sport che viene fatto col cuore, che viene fatto in tutti i paesi, in tutte le città della nostra regione. Non abbiamo un capoluogo come Torino, Milano, Roma, lo dico sempre, ma abbiamo 7 punti di riferimento e centinaia di paesi dove si svolge lo sport, dove nasce lo sport, dove viene portato avanti, da qui 120.000 volontari, e dove si lavora in sinergia con le istituzioni pubbliche, sindaci e assessori allo sport, a livello regionale, a livello provinciale e a livello comunale. E questo credo che sia una grande squadra, una squadra che non deve essere persa. A me dispiace aver rinviato questa cerimonia, di solito la facevamo in gennaio, febbraio, alla fine dell'anno, abbiamo dovuto rinviarla perché i problemi voi li conoscete a livello nazionale che ci sono stati, ma noi vorremmo che lo sport non sia solo lo sport del Comitato Olimpico Nazionale, che ci dobbiamo interessare solo delle Olimpiadi. Noi ci dobbiamo interessare che i nostri ragazzi lasciano i telefonini, che non si perdano per le strade, che vanno negli impianti sportivi, e io chiedo con grande forza, io speravo che lo chiedesse anche a livello nazionale, ma lo chiedo come veneto, come rappresentante dei dirigenti veneti, che lo sport sia lasciato a quel grande mondo del volontariato che fa lo sport italiano al 9° posto nel mondo, l'economia è al 48esimo, 49esimo, e che non venga preso dalla politica. Deve essere lasciato a chi lo sport lo ama, chi l'ha nel cuore, chi lo fa in maniera volontaria. Credo che questo sia un segnale che dobbiamo dare. Io non so cosa succederà. Io mi batterò quest'anno perché questo avvenga. Domani io sarò a Roma, mercoledì sarò a Roma, e lo dirò anche a Roma, perché è importante che lo sport olimpico nasce in tutti i paesi, nei paesi anche più piccoli. Non è che si costruisce il campione olimpico, vero Sara? Si costruisce perché si nasce nella palestra, nel campo di atletica, e poi qualcuno va alle Olimpiadi. Ma quello che per noi è importante, e voi dirigenti che riceverete oggi questa medaglia d'argento e d'oro, sappiate che è quello che avete percorso nella vostra vita, quello di costruire lo sport italiano, che è un fiore all'occhiello nel mondo. E questo ci deve essere lasciato. Quindi abbiamo rinviato le premiazioni, finalmente ci hanno dato la disponibilità 20 giorni fa di poter fare questa cerimonia, la facciamo col cuore, e io mi auguro che questa grande squadra si trovi anche nei prossimi anni futuri a premiare sempre dei grandi dirigenti, dei grandi atleti del nostro Veneto sportivo. E grazie a tutte le autorità che ci sono vicine, e devo dirlo che nel nostro Veneto abbiamo una grande squadra di autorità, di istituzioni che ci sono veramente
accoglienti. Grazie di tutti. Grazie. Ecco, adesso io chiederei gentilmente alle autorità di ritornare qui sul palco, perché poi cominceremo subito velocemente, quindi senza salire e scendere vi chiedo di stare direttamente qui su con noi, così poi procediamo velocemente con la cerimonia. Nicola Baldo, componente di Giunta della Camera di Commercio, che è accompagnato anche dal vice segretario generale Riccardo Borghero, che invito a salire se è qui in sala. Poi naturalmente Federico Sboarina, accompagnato anche dall'assessore allo sport Filippo Rando. Poi chiedo di salire naturalmente Cristiano Corazzari, il nostro assessore allo sport della Regione, Gianfranco Bardelli è qui con noi, Sara Simeoni e Luca Rigoldi, anche voi se gentilmente salite qui con noi, perché chiedo a tutti voi anche di alzarvi cortesemente in piedi, perché come sempre all'inizio della nostra cerimonia devono risuonare le note dell'Inno d'Italia, l'Inno di Mameli. Grazie. Allora, permettetemi prima di partire, voi sapete che chi mi conosce nelle cerimonie di premiazione sa che dopo io parto e vado spedito, e quindi cercherò di annoiarvi il meno possibile, ma di valorizzare i risultati di ognuno di voi. Devo però leggere due importanti saluti. Il primo arriva dal Presidente della Regione Luca Zaia. Pregiatissimo Presidente, come già anticipato dalla mia segreteria, purtroppo non potrò partecipare al Galà dello Sport Veneto a causa di concomitanti impegni istituzionali. Desidero con la presente porgere il saluto della Regione del Veneto a queste campionesse e campioni dello sport Argato Veneto, che sanno cosa significa il sacrificio, il duro allenamento, la fatica, ma conoscono bene anche la passione da cui sono mossi in ogni singolo istante dedicato alla loro disciplina. Sono comunque un esempio per i giovani e coadiuvano l'obiettivo con la nostra Regione, che ha in comune con il CONI la diffusione di una cultura dello sport come attività educativa e formativa della persona, ma anche di promozione della salute fisica e psichica. Mi complimento dunque con i premiati e ringrazio il CONI regionale per la collaborazione che da sempre contraddistingue il rapporto fra le nostre istituzioni nel portare avanti politiche per lo sviluppo della pratica sportiva attraverso un'attenta programmazione sul territorio. Certo che con la loro grinta sapranno stimolare le generazioni future che hanno voglia di intraprendere il medesimo percorso di vita. Auguro a questi atleti e a questi atleti altri straordinari successi, anche personali, e rinnovo il cordiale saluto a tutti i presenti. Luca Zaia, Presidente Regione del Veneto. E sapete che fino all'ultimo il Presidente Bardelli ha cercato, fino all'ultimo giorno e alle ultime ore, di avere qui con noi anche il Presidente nazionale Giovanni Malagò, ma gli impegni si susseguono. Ci sono appuntamenti nel corso di una stagione sportiva in cui la convivialità e lo stare insieme non si esauriscono nell'arco di una serata o di uno spazio temporale, ma simboleggiano qualcosa che va oltre. Ritrovarsi, confrontarsi e poi riflettere, ma al tempo stesso celebrare le atlete e gli atleti, le società sportive, i dirigenti che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti e per il lavoro profuso, è senza dubbio un momento speciale da festeggiare tutti insieme. Il Galà dello Sport Veneto ne costituisce l'essenza, l'omaggio doveroso a tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono a scrivere pagine importanti a livello regionale. La forza dei 160.000 volontari che hanno deciso di investire nello sport una parte rilevante della loro vita è un dato da sottolineare, un fiore all'occhiello di cui tutto il movimento deve andare fiero.
Una passione frutto dell'abnegazione quotidiana di donne e uomini che con il loro impegno hanno cementato le basi dell'azione del CONI sul territorio attraverso un'opera insostituibile. C'è una frase significativa dello scrittore statunitense Edward Everett Hale che sembra riassumere questo concetto. Io sono soltanto uno, ma comunque sono uno. Non posso fare tutto, ma comunque posso fare qualcosa e non lascerò che quello che non posso fare interferisca con quello che posso fare. Parole emblematiche che raffigurano l'azione quotidiana del nostro essere volontari in nome e per conto di una passione chiamata sport. Un plauso al presidente Gianfranco Bardelli e al comitato regionale per il grande lavoro svolto in una regione considerata a pieno titolo tra le eccellenze del nostro paese. L'apertura della nuova sede regionale poi ne rappresenta la conferma, il risultato di una gestione oculata che guarda al futuro ma senza dimenticare uno splendido passato. Giovanni Malagò. E allora ci siamo, cominciamo subito con le stelle d'argento al merito sportivo ai dirigenti. Chiedo dunque al presidente Bardelli e a Nicola Baldo di anticiparsi e di portarsi qui davanti, perché cominciamo con consigliere dell'Unione Vela Altura Italia, consigliere di zona per la regione. Parliamo della vela, arriva dalla provincia di Padova, signore e signori, Emilia Barbieri. Ecco, mi raccomando, indicazione per tutti, guardate poi il nostro fotografo al momento se volete che rimanga un bel ricordo di questa premiazione. Il presidente Bardelli ne approfitta sempre. Chiedo scusa, di fronte alle belle signore mi pare doveroso. Rimane anche ancora Nicola Baldo, perché siamo con il responsabile squadra agonistica normodotati e paralimpici della Fondazione Bentegodi di Verona. Con la squadra nazionale italiana paralimpica partecipa a tutte le più importanti manifestazioni internazionali. Parliamo della Federazione Italiana Tennis Tavolo, provincia di Verona, Stefano De Panz. Bravissimi, complimenti, grazie. Invitiamo ora il vice segretario generale Borghero per la premiazione assieme a Bardelli. Non c'è? Ah, ok, nessun problema. Allora rimane il dottor Baldo. Siamo con supervisor della Federazione Internazionale di Pallavolo, già presidente del Comitato Provinciale FIPA di Venezia, arriva appunto dalla Pallavolo e dalla provincia di Venezia, Gianfranco Formentin. Prego, prego. Grazie a Gianfranco Formentin. Restiamo nel mondo della pallavolo, assieme a Bardelli premia Luca Rigoldi, così abbiamo un giovane premiatore per vicepresidente regionale, già consigliere regionale, arriva dalla provincia di Padova, Daniele Gusella.
Grazie per Daniele Cusella. Responsabile area formazione US-ACLI nazionale, nel corso del mandato ha dato particolare impulso alla formazione di giovani dirigenti che si è concretizzata con il rinnovo degli organi a livello territoriale, già presidente provinciale. Provincia di Padova, Elisabetta Mastro Simone. Aspetta che si aggiunge anche il presidente provinciale. Grazie, complimenti. Ricordo che stiamo assegnando le stelle d'argento al merito sportivo ai dirigenti. Vicepresidente del Comitato Provinciale di Venezia, membro della Commissione Tecnica Nazionale, parliamo della Federazione Italiana Bocce, Provincia di Venezia, Stefano Milan. Grazie anche a Luca. Assessore Corazzari, se si affianca al Presidente Bardelle. Andiamo con l'atletica leggera, attivo dal 1962 come responsabile nazionale del settore lanci e prove multiple, docente nazionale della Scuola dello Sport dalla provincia di Padova, Raffaello Palmarin. Complimenti al nostro Raffaello Palmarin. Passiamo alla Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali, presidente Judo Club Pieve di Soligo Treviso, Coni Point Treviso, fiduciario per 10 anni del quartier del Piave e componente dello staff dei centri CAS, provincia di Treviso, Claudio Pilato. Assessore Rando, è il suo turno a fianco al Presidente Bardelle per la premiazione. Siamo ancora con la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali, incarico di arbitro internazionale di kata di judo associato agli European Judo Union, arriva dalla provincia di Verona, quindi praticamente è qui attaccato a casa, Flavio Poccobelli. Complimenti. Siamo ancora con le stelle d'argento al merito sportivo per i dirigenti, consigliere di presidenza provinciale, già presidente dell'ASD e tecnico FIDAL, parliamo dell'US-ACLI, provincia di Padova, Lino Rubini. Vai, di corsa.
Peggio di Wanda Osiris a prendersi la scena, cioè queste discese lunghe, lunghissime. Lino, guarda Lino. Bravissimo, complimenti. Sindaco Sboarina, grazie, si affianca il Presidente Bardelli. Sì, cambio di turno, facciamo due a testa, insomma, ecco, così proseguiamo. Allora, maestro di dama dal 1958, dal 1978 vicepresidente vicario della Federazione Italiana Dama fino al 1989, dall'89 al 1997 presidente della Federazione Italiana Dama per 2 mandati. Nel 97 presidente onorario della FID, porta la sua firma l'atto costitutivo della Federazione Italiana Dama Autonoma nel 1979, il riconoscimento della FID quale disciplina associata del CONI nel 1993. Arriva dalla provincia di Vicenza Walter Signori. Complimenti a Walter Tosi. E passiamo al nuoto. Dal 1987 presidente della società che gestisce 50 centri natatori, squadra Serie A pallanuoto, organizzazione competizioni nazionali e internazionali di vari sport. Parliamo di nuoto, provincia di Verona, Sergio Tosi. Complimenti davvero a tutte le nostre stelle d'argento al merito sportivo. Sara Simeoni, il suo turno, perché siamo alle stelle d'oro al merito sportivo per i dirigenti. Tesserato dal 1976 per la Federazione Cronometristi, ha gestito numerosi campionati mondiali ed europei. Nel 1991 viene incaricato di costituire la Scuola Federale di Cronometraggio a Roma, consigliere federale e vicepresidente vicario. Arriva dalla provincia di Venezia Giorgio Chinellato. E posso anche dire, visto che anche il presidente Bardelli è panatleta, che Giorgio Chinellato è anche governatore dell'area 1 del Panathlon International. Grazie, grazie. Stella d'oro al merito sportivo dirigenti al delegato provinciale dirigente benemerito della Federcalcio, già presidente provinciale dirigente dal 1972 dalla provincia di Vicenza, Luciano De Gaspari. Grazie, grazie Sara, assessore Corazzari. Siamo alla scherma, sciabolettore di alto livello in giovane età, si dedica poi alla carriera dirigenziale, mentre è presidente del Petrarca, i suoi 2 gioielli Marco Marin e Gianfranco Dalla Barba vinceranno la medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi di Los Angeles. Da più di 20 anni, instancabile responsabile dell'organizzazione del trofeo Luxardo, provincia di Padova, Gianni Ferraro.
Grazie, complimenti. Anche a Guido Di Guida, presidente regionale della Federscherma e vicepresidente vicario del CONI. Siamo al ciclismo, componente della Commissione Nazionale Federciclismo, settore giovanile, responsabile del settore scuola e del progetto Pinocchio della Federciclismo, già presidente provinciale. Provincia di Rovigo, signore e signori, Vittorino Gasparetto. E sottolineo tutto fare quando si tratta di organizzare un evento del CONI, perché il nostro Vittorino sempre in prima linea a collaborare all'organizzazione degli eventi del CONI regionale. Assessore Rando? Esatto, perfetto. Membro della Commissione Nazionale Settore Karate, membro di Giunta Esecutiva ASI Nazionale, direttore nazionale per la disciplina sportiva del Karate nel settore arti marziali ASI, arriva dalla provincia di Rovigo, Giacomo La Barbuta. Siamo ora al calcio. Presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione di Vicenza, già presidente nazionale dell'Asso Procuratori e Avvocati Calcio, arriva dalla provincia di Vicenza, a noi tutti ben noto, Claudio Pasqualin. Sindaco Sboarina. Dopo aver fondato il club Amici della Neve, è giunto al suo 42esimo anno consecutivo di presidenza. È stato anche presidente provinciale del Comitato Fisi della provincia di Treviso, signore e signori, Dino Spinelli. E forse anche la bronzatura è dovuta alla neve, no? Grazie. Allora, io ringrazio le nostre autorità che per un po' potete riaccomodarvi, così rimane qui su il nostro presidente Bardelle, Luca e Sara. Se invece rimanete qua perché... Grazie. Voi siete i nostri testimonial, quindi è doverosa la vostra presenza. Però prima dovete sapere che l'impegno del CONI Veneto è un po' tutto tondo, a 360 gradi. In occasione dei giochi invernali che sono stati ospitati tra Falcade e Alleghe, il CONI, all'indomani della tragedia, della devastazione dei boschi e delle montagne del nostro Veneto, ha deciso di lanciare l'iniziativa Piantiamoli. E in tale occasione abbiamo... Il CONI Veneto, il Consiglio regionale del CONI ha deciso di lanciare questa sottoscrizione tra le federazioni e le associazioni sportive a favore proprio delle zone del Bellunese gravemente colpite. L'intento è stato quello di raccogliere fondi per acquistare alberi da reimpiantare laddove sono caduti. Devo dire che l'impegno è stato davvero forte, so che dovrebbe esserci il sindaco di Falcade Michele Costa,
se ci raggiunge, e in rappresentanza anche dell'amministrazione di Alleghe, Siro De Biasio, il nostro sindaco primo cittadino, giusto? Ecco, il nostro vice sindaco presente anche alla cerimonia di Falcade, adesso ricordo bene. Ecco, allora le due amministrazioni di Falcade e Alleghe, al quale va naturalmente la somma raccolta in tale occasione, come vedete 6.300 euro al comune di Falcade, ecco, questo adesso lo piega e se lo mette in tasca il sindaco di Falcade. Non so se lo presenta in banca, se qualcuno glielo paga, o qualche serio dubbio. E invece 6.300 per il sindaco, vice sindaco di Alleghe, che qui rappresenta l'amministrazione di Alleghe, quindi equamente divisi. Grazie anche per essere presenti quest'oggi fin qui a Verona per raccogliere questi fondi che andranno dunque per risistemare le aree duramente colpite dei due comuni di Falcade e di Alleghe. Siamo alla consegna delle medaglie d'argento al valore atletico e quindi noi possiamo invitare naturalmente Sara Simeoni e Luca Rigoldi, che rimangono qui con noi, anche i componenti di giunta, Guido Di Guida, vicepresidente, e Claudio Toninel, membro della giunta del CONI, e poi a mano a seconda delle province invito a salire anche i delegati. Medaglie d'argento al valore atletico, partiamo dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, terzo classificato nel campionato mondiale C2 a squadre e discesa. Invitiamo anche il presidente della FIC Bruno Panziera a salire, perché è il momento di premiare Federico Fasoli. Grazie. Se Federico rimane qui sul palco, perché dobbiamo premiare anche seconda classificata al campionato mondiale K1 sprint a squadre discesa, arriva dalla provincia di Venezia, non è potuta essere presente quest'oggi, Giulia Formenton, e ritira Federico Fasoli. E qui è una coppia a tutto tondo, sempre Federazione Italiana Canoa Kayak, campionesse europee C2 discesa, provincia di Verona, Alice e Cecilia Panato. Sara Simeoni, se si unisce in quanto veronese con queste due nostre campionesse veronesi. Ecco, appena avete completato e vi siete messi in ordine, il fotografo starebbe aspettando per immortalare questo momento. Grazie. Guido, sempre tu, Guido. Ancora Federazione Canoa Kayak, terza classificato al campionato mondiale C2 a squadre discesa, provincia di Verona, Mattia Quintarelli. Luca, se ti vuoi unire, grazie. Ecco, quadretto, grazie. Perfetto. Anche, posso, scusa se interrompo, anche 2 o 3 passi avanti, grazie, perché hanno tutti la mania di
finire a fondo palco. Bellissimi, grazie. Passiamo ad altra federazione sportiva, non so se è presente il presidente della Federazione Italiana Kickboxing, seconda classificata al campionato mondiale Kick Light più 70, Giulia Compagno. Provincia di Venezia, Vito Vittorio. Dov'è Vito Vittorio? Veloce perché siamo alla provincia di Venezia. Delegati, mi sa che conviene se rimanete in piedi, delegati lì vicino, così un po' alla volta salite con i vostri atleti territoriali. Come siamo mai delegati. Bravissimi, grazie a Guido Di Guida e a Claudio Toninel. Presidente Verona Pixas, Begal Tiziano. Invito il presidente di Verona Tiziano Begal, parliamo della Federazione Italiana Pesca Sportiva, per salire sul palco perché parliamo di campione europeo attività marittime pesca con canna da riva per nazioni. Dalla provincia di Venezia non può essere quest'oggi presente, quindi ritira il presidente di Verona Tiziano Begal per Davide Mora. Grazie. Siamo alla Federazione Italiana Palla Tamburello, che qui a Verona sappiamo ha una grandissima tradizione. Invito il presidente Andrea Andreoli per premiare il vincitore della Coppa Europa Open. Invito anche il delegato di Verona Stefano Gnesato a salire sul palco per Mattia Barbazeni. Complimenti, bravo Mattia. E qui tornano sul palco perché io me ne ricordo, hanno già ottenuto importanti risultati, medaglie d'argento al valore atletico. Parliamo di Federazione Italiana Sport Equestri, campionesse europee di polo a cavallo Costanza e Maria Vittoria Marchiorello. Ce n'è una, vero? Provincia di Vicenza, Giuseppe Falco, il nostro generale Falco, prego. Ecco qua. Complimenti, bravissima. Grazie, complimenti. Allora, Roberto Bortoluzzi, presidente Fisi Veneto, se raggiunge il palco assieme al delegato di... No, Belluno non c'è quest'oggi, e allora andiamo a premiare terze classificate nel campionato mondiale di sci alpinismo Turn Race, provincia di Belluno, Alba De Silvestro e Martina Valmassoi. Esatto, prossima volta metteremo un nastro per terra o chiameremo gli arbitri con la schiuma per segnare la posizione della punizione. Allora, adesso siamo alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, grazie per lo stinto di applauso che stava partendo, presidente Giorgio Grigolato,
della Federazione Italiana Sport Hotellistici, se è presente, se ci raggiunge, e provincia di Venezia, Vicenza e Treviso. Abbiamo il secondo classificato al campionato mondiale di hockey inline e chiamiamo Riccardo Dalben, Michele Frigo, Fabio Lievore. Sta andando troppo veloce? Diamo una mano anche grazie a Luca Rigoldi e Sara Simeoni. Posto? Via. Fabio Lievore. Se vi girate al momento della consegna, grazie. Un po' più avanti, grazie. Mamma mia, sempre dire che stesse robe. Da 10 anni. Nicola Munari. Nicola Munari non c'è. Antonio Pistellato, eccolo qua, benissimo. Okay. Falco può tornare sul palco perché è il momento di premiare Cristian Rela. Eccolo qua, il nostro super tecnico allenatore della nostra squadra, vice campione mondiale di hockey inline. Ringraziamo e complimenti anche a Luca Rigoni, ma è la volta di Matteo Rossetto, sempre provincia di Vicenza. Falco, resta su, sono tutti tuoi. L'hockey sai che è Vicenza, ma adesso anche Verona, Verona che ormai anche nell'hockey inline e Treviso pure. Quindi Matteo Rossetto. E ringraziamo anche Tobia Vendrame che faceva parte sempre della squadra vice campione mondiale di hockey inline. Restiamo con la stessa federazione, Vito Vittorio, provincia di Venezia, perché soltanto in quest'ultima stagione, ma i risultati arrivano molto prima, anche molto prima, terzo classificato al campionato mondiale di corsa su strada metri 20.000 eliminazione, non 2.000 perché lo so bene che lui 2.000 non va a genio, ma sono i 20.000 la sua distanza. Arriva dalla provincia di Venezia Daniel Niero. Ecco, ci aggiungerei anche Sara Simeoni e Luca Rigoldi perché così... Anche perché siccome poi deve mandarla all'aeronautica militare, è giusto che aiutiamo questi nostri atleti. Ancora pattinaggio a rotelle, passiamo all'artistico. Terzi classificati ai campionati mondiali pattinaggio artistico, coppie artistico, dalla provincia di Treviso, professor Ottoni, sono Isabella Genchi e Alberto Peruc. Ecco un po', bravi, avanti, grazie. Complimenti, Isabella Alberto.
Ancora Federazione Italiana Sport Hotellistici, provincia di Venezia, Vito Vittorio, grazie. Secondo classificato al campionato mondiale di pattinaggio artistico inline, Antonio Panfili. Eccolo qua, che arriva di corsa, bravissimo. E sempre pattinaggio artistico, coppia artistico, provincia di Rovigo, Matteo Rizzò. Oh, grande, guarda che voleva proprio Bruno, guarda. Lucio, che voleva proprio Lucio. Grazie. Allora, torniamo alla provincia di Venezia ma cambiamo disciplina, Federazione Italiana Tiro a Volo, chiamiamo il presidente Adriano Lonardi per la premiazione assieme a Vito Vittorio. Seconda classificata al campionato mondiale Compact Sporting a squadre, tiro a volo, Arianna Bonigolo. Ricordo che siamo alla categoria delle medaglie d'argento al valore atletico. Grazie, complimenti Arianna. Vito Vittorio resta sul palco perché siamo alla vela. Invito il presidente Francesco Pappagallo per premiare il terzo classificato al campionato mondiale J70 con Stefano Orlandi. Grazie. Passiamo alla Federazione Motociclistica Italiana, il presidente Andrea Girardello per premiare, arriva dalla provincia di Vicenza, professor Falco. Terzo classificato al campionato mondiale Supermoto delle Nazioni, Elia San Martin. Benissimo, abbiamo così completato la consegna delle medaglie d'argento, siamo ora alle medaglie d'oro al valore atletico. Cominciamo, spero sia presente, il campione mondiale di deltaplano a squadre AEC Aero Club della provincia di Padova, Valentino Baù. Complimenti. E andiamo oltre con la Federazione Italiana Tiro a Volo. Invitiamo nuovamente Adriano Lonardi, il presidente, perché dobbiamo premiare il campione mondiale fossa universale a squadre, arriva dalla provincia di Rovigo, Alessandro Camisotti. Perfetto, bravissimi.
Ci complimentiamo anche con il campione mondiale karting della categoria ACI dalla provincia di Treviso, Paolo De Conto, che per impegni sportivi non può essere presente questa sera. Passiamo alla Federazione Italiana Motonautica, campione mondiale moto d'acqua Roundabout GP2, provincia di Vicenza, Mattia Fracasso. E poi passiamo alla Federazione Italiana Pesca Sportiva, provincia di Treviso, Giovanni Ottoni, per il campione mondiale spinning con esche artificiali da riva per nazioni, Alberto Giolo. Se c'è rappresentante della pesca sportiva, vicepresidente mi pare, vicepresidente, un attimo solo che ci raggiunge il vicepresidente della Federazione Italiana Pesca Sportiva. Grazie. Ecco qua. Perfetto, grazie. Passiamo alla provincia di Venezia, Federazione Italiana Tiro con l'Arco, primatista mondiale, intanto invitiamo Giulio Zecchinato, il presidente regionale, primatista mondiale tiro alla targa al chiuso, arco compound a squadre, signore e signori, Laura Longo. Grazie. Passiamo alla Federazione Italiana Canottaggio, invitiamo il presidente Sandro Frisiero che vedo lì su perché dobbiamo premiare la campionessa mondiale del 4 di coppia pesi leggeri, arriva dalla provincia di Padova, Asia Maregotto. Grazie, complimenti ad Asia per questa medaglia d'oro al valore atletico e che andrebbe anche a Daniel Morandin, Federazione Italiana Sport Rotellistici, campione mondiale pattinaggio artistico coppie danza, il quale è ammalato e ritira il papà Sandro, eccolo qua. Buonasera. Bravissimi, complimenti al nostro Daniel e auguri di pronta guarigione. Siamo alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e chi meglio rappresentante dell'atletica leggera Sara Simeoni che è qui con noi per premiare la campionessa mondiale di corsa in montagna, arriva dalla provincia di Venezia. Sara, ce la fai un'ultimissima premiazione perché parliamo di atletica. Via, veloci con Silvia Rampazzo, eccola qua. Sì, esatto, perché noi veneziani ci caratterizziamo per la corsa in montagna, su e sopra i ponti, e lei però riesce ad essere campionessa mondiale di corsa in montagna, la nostra Silvia Rampazzo. Grazie Silvia, grazie Sara che deve scappare.
E adesso è il momento di premiare, signore e signori, una delle straordinarie protagoniste della nostra ginnastica ritmica. Invito quindi il nostro presidente Bardelle, Luca Rigoldi e anche il delegato, non c'è il delegato della provincia di Padova, perché, signore e signori, campionessa mondiale ginnastica ritmica, esercizio di insieme con un attrezzo, arriva dalla provincia di Padova Beatrice Tornatore, una delle nostre farfalle. Grazie, complimenti ancora alla nostra straordinaria Beatrice Tornatore. E abbiamo concluso con le medaglie d'oro al valore atletico. La porta è chiusa, quindi non si esce, perché vedo che già molti, come vengono premiati, tentano di fuggire via. La porta di sopra è chiusa, quindi si resta qui dentro. Siamo alla consegna delle palme d'argento al valore tecnico per allenatori e tecnici. Cominciamo, invito il presidente Adriano Lonardi, parliamo di FITA, Federazione Tiro a Volo, provincia di Padova, commissario tecnico della nazionale giovanile e docente percorsi di nuovi tecnici, vanta tra i suoi atleti campioni del mondo ed europei, signore e signori, Francesco Belluco. Prossima volta mettiamo la scossa. Grazie, palma d'argento al valore tecnico. Siamo alla Federazione Pugilistica. Abbiamo Luca Rigoldi qui come rappresentante, ma c'è anche il presidente regionale, prego, che ci raggiunge per consegnare. Provincia di Venezia, Vito Vittorio, quindi se ci raggiunge, perché tecnico d'angolo ring di Boxing League, assoluti elite e campionati italiani assoluti femminili, attività internazionale Gorizia, Slovenia e Ucraina, per la Federazione Pugilistica Provincia di Venezia, Adriano Favaro. È salito anche il sindaco di Falcade, perché sappiamo essere molto appassionato del pugilato e quindi forse dovevamo farlo salire con la corsa in montagna, era più indicata. Grazie al nostro sindaco. Rimanga qua perché adesso siamo con la Federazione Italiana Rugby. Invito il presidente regionale Marzio Innocenti, altro grande storico protagonista della palla ovale italiana internazionale. Grazie Marzio per essere qui con noi quest'oggi. E andiamo a premiare un tecnico, pensate, dal 1974, già tecnico federale delle nazionali giovanili Under 16 e Under 21, ora tecnico della Ragers Tarvisium, di cui è fondatore nel 1969. Ottoni sale su perché è la provincia di Treviso. Signore e signori, Luigi Pizzolato. Sì. Grazie. Ancora una palma d'argento al valore tecnico. Andiamo alla pesistica, che qui a Verona sappiamo che con la Bentegodi ha una grandissima tradizione. Qui l'amico Nuvolari, presidente dell'Ussi Veneto, sa bene di cosa parliamo. Maestro federale, invitiamo il presidente Claudio Toninel, perché parliamo naturalmente di pesistica. Maestro federale di lungo corso FIPE, in 30 anni ha preparato atleti di levatura nazionale e internazionale, nonché cavaliere della Repubblica, arriva dalla provincia di Padova, Paolo Tassetto.
A questo punto invitiamo anche il vice sindaco di Alleghe, Francesco Dell'Olivo, che così può coronare la premiazione. Giustamente, perché dobbiamo far vedere del nostro campione. Prima di passare poi con le stelle argento al merito sportivo, dicevamo del nostro successo fresco di stagione con questa vittoria del campionato europeo. Allora ci tenevamo a far vedere in questo momento anche quella che è la grande cintura vinta dal nostro Luca Rigoldi. Eccolo qua, facciamo vedere. Ecco, allora se vi portate qui davanti, benissimo, perfetto. The winner is? Ecco Luca, rubiamo 2 minuti veloci, soprattutto per ricordare questo importante traguardo freschissimo. Sì, è stata una difesa molto combattuta, chi ha avuto la possibilità di vedere in diretta il match sicuramente ha avuto modo di ammirare un bel spettacolo. Io ci tengo tanto a portare in alto questo sport diciamo un po' sotto le ceneri, però insomma basta togliere la parte superiore che riparte diciamo l'entusiasmo. Io spero di far ripartire l'entusiasmo. Mi piace tanto lavorare, mi piace tanto star dietro soprattutto ai ragazzi, come prima avevamo detto, perché i ragazzi sono il futuro. Io credo tanto che uno sport così possa dare tanto, soprattutto ai giovani, uno sport fatto di sacrifici come tutti gli altri, ma ci vuole una grossa passione per affrontare uno sport del genere. Quindi ecco, vi ringrazio di essere qui, di avermi chiamato a presenziare questa bellissima serata. Grazie e complimenti Luca anche per il tuo impegno. Allora invito intanto il vicepresidente della Federazione Italiana Basket Marcello Crosara, il delegato Giovanni Ottoni, Bardelle, perché è arrivato il momento di premiare la società. Siamo alle stelle d'argento al merito sportivo per le società sportive. Fondata nel 1968, raggiunge la finale dei play-off per la promozione in Serie D nazionale 2013, partecipazione a tutti i campionati giovanili dagli under 13 agli under 18, organizza corsi di mini basket con 120-150 iscritti, partecipazione al campionato regionale senior di SLC. Invitiamo il presidente Alessandro Dal Bello per la SD Basket Montebelluna. Meno male che non ci sono io sulle foto, una volta tanto. Grazie, complimenti davvero per l'impegno del basket Montebelluna. E parliamo adesso ancora di pugilato, Federazione Pugilistica Italiana, fondata nel 1985. Nel 2016 ha organizzato 8 manifestazioni regionali, interregionali, nazionali. Nel 2000 il suo atleta Paolo Vidoz è bronzo alle Olimpiadi di Sydney. Invito il presidente Andrea Scalise per la storica box piovese. Grazie, complimenti alla box piovese. E torniamo a parlare di pattinaggio, società fondata nel 1976, vanta atleti che hanno vinto 7 titoli mondiali nell'artistico, 4 nel pattinaggio corsa e numerose medaglie europee. Provincia di Padova. Invitiamo nuovamente il presidente Sandro Morandin per la società Roll Club Padova. Siamo ormai alle battute conclusive, vi ricordo che poi ci attende un ricco buffet
e ringraziamo Sport Management per questo buffet conclusivo della cerimonia, quindi un grazie a Sport Management per l'organizzazione del buffet, e siamo, signore e signori, arrivati alle Stelle d'Oro al merito sportivo. Invito il Presidente Marzio Innocenti del Comitato Regionale, perché siamo davvero in un anno particolare, straordinario. In questa stagione il 15 biancoverde, i Leoni come usiamo chiamarli, hanno segnato la storia di questo sport per quanto riguarda il Veneto, la memorabile qualificazione nel Pro 14 tra le migliori squadre europee, l'altra sera una sconfitta quasi beffa nel finale per pochissimi punti, per un calcio piazzato finale che avrebbe rappresentato una qualificazione straordinaria alle semifinali, e devo dire che quest'anno è stato davvero con grande entusiasmo che abbiamo potuto raccontare la stagione di questa società della provincia di Treviso, fondata nel 1932, ha una storia gloriosa e antica, 15 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiane, 23 scudetti femminili. Signori e signori, è con grande piacere che invitiamo sul palco Amerino Zatta, presidente del Benetton Rugby Treviso. Complimenti davvero. Un grazie anche a Federico Arigano, l'addetto stampa del Benetton Treviso, che è qui con noi quest'oggi, che ha seguito tutta questa straordinaria stagione del Benetton Rugby. Siamo ora alla Federazione Italiana Vela, altra storica società della provincia di Venezia, fondata nel 1948. Il suo miglior atleta è Nicola Zennaro, campione europeo 2006-2010, ha organizzato nel 2002 il trofeo Nord-Est Optimist, nel 2009 l'Italian Laser Cup, nel 2017 il campionato nazionale UFO 22. Invitiamo sul palco il presidente Stefano Umberto Penzo per il Circolo Nautico Chioggia. Allora, rimanga pure qui, perché adesso richiamiamo sul palco tutti i premiati che sono rimasti, così gli altri che sono andati via non avranno la foto di gruppo, così imparano. E allora tutti sui premiati, per cortesia, grazie, perché facciamo questa solita foto finale memorabile e ricordo, mentre poi ricordo che appunto ci sarà il nostro buffet offerto come sempre da Sport Management. Il saluto finale di Gianfranco Bardelle, prego. Grazie a tutti che hanno partecipato, però io prima vorrei un applauso allo staff del CONI, dal segretario la dottoressa Grana Francesca, la Barbara Là, che vi chiamo qua sul palco, la Silvia, Matteo, Vettorato, che hanno lavorato veramente con grande impegno per questa bellissima manifestazione. Grazie a tutti, arrivederci al prossimo anno, come dico, speriamo di essere il CONI. Grazie. Bravi, tutti su, via. Tutti, no, ma tutti i premiati. Atleti, dirigenti, tecnici. La Camera di Commercio ha assicurato che il palco tiene, quindi... Cioè non è che adesso finiamo domattina i più giovani accosciati, perché sennò i nostri veterani rischiano di non rialzarsi più, quindi giovani giù. No, anche lei si vuole. No. Forza, scivolate un po', bravi davanti.
Ecco, bravi. Come una bella foto matrimonio. Io mi sposto. Allora, grazie a tutti, ci aspetta per il brindisi, tutti su per il brindisi finale con il nostro buffet offerto da Sport and Management. Grazie, buona serata, arrivederci.